La fonte a San Zenone, 19enne di Riese senza patente, fuori di sé, rapina 3 donne delle loro auto provocando 5 incidenti. Pensionato in bici travolto e ucciso, i carabinieri bloccano il bandito che aveva speronato una gazzella ribaltandola. Volevo salvare il mondo e poi grida sconnesse, il delirio del 19enne subito dopo l'arresto. A Unè di Fonte, tensione altissima con i presenti che hanno cercato di picchiarlo. Il 67enne Mario Piva di Loria è stato travolto in bici a San Zenone mentre si trovava con la moglie. La rabbia del sindaco, giornata buia causata da un criminale assassino. Il racconto del comandante dei carabinieri di Castelfranco su quegli attimi concitati. Tutte le pattuglie sono state convogliate sul posto, siamo stati speronati ma l'abbiamo fermato. Incubo bollette alle imprese, il presidente di Assindustria Veneto Centro dice sono un europeista ma se dall'Europa non arrivano risposte dobbiamo salvarci la pelle da soli come fa la Germania. Scattano le misure anti-smog, l'appello di Confartigianato al Ministero per la deroga ai veicoli Euro 4 ed Euro 5, così vengono penalizzate le piccole e medie imprese. Il voto al centrodestra alle regionali 2025, il risultato delle politiche non è la Bibbia sulla quale basare un accordo, così il commissario della Lega Boff durante la nostra prima edizione, la replica di Fratelli d'Italia. A Ponte di Piave una serata all'insegna dell'inclusività, protagonisti gli atleti disabili di para karate e per l'occasione anche il dottor Rigoli dell'ULS 2 ha rispolverato la sua passione sportiva. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso è dunque in primo piano, un ampio racconto di quanto accaduto oggi. Lo abbiamo già raccontato in parte durante la nostra prima edizione di oggi. Il Far West in Pedemontana, la folle corsa a bordo di 3 auto rubate in successione da parte di un 19enne senza patente. Poi l'uccisione di un ciclista 67enne di Loria avvenuta a San Zenone di Zelini, quindi lo speronamento di una gazzella dei carabinieri e il giovane di Riese che viene arrestato poi alla fine di questa folle corsa a Unè di Fonte, arrestato per omicidio stradale, tentato omicidio e rapina. Il racconto di quanto successo nel servizio di Rina Paronetto con le immagini e le interviste di Lucio Zanato. Vallà di Riese, San Vito di Altivo, Unè di Fonte è la geografia della mattinata di ordinaria follia vissuta in Pedemontana, dove un ragazzo di appena 19 anni di Riese Pio X ha rubato 3 auto una dopo l'altra, dandosi a una sciagurata fuga nei centri abitati culminata nell'investimento e nell'uccisione di un ciclista di 67 anni di Loria, Mario Piva, in passeggiata con la moglie. Il responsabile, Steve Quintino, piccoli precedenti alle spalle, mai conseguita la patente, ha concluso in centro a Unè la tragica scorribanda speronando e facendo ribaltare sulla carreggiata la gazzella dei carabinieri e gridando mentre lo portavano via di voler solamente salvare il mondo. Fuori di sé il giovane ha rubato la prima auto poco dopo le 9 di questa mattina a Vallà. Non è chiaro se armato o solamente minacciando a voce la conducente. Con l'Honda Civic ha imboccato la provinciale ed è finito fuori strada ad Altivole, ha abbandonato la vettura e ne ha rapinata un'altra, una donna che si recava in farmacia. Con la sua Audi ha ripreso la fuga. Tutto il dispositivo immediatamente attivato dai carabinieri con l'impiego di varie pattuglie che stavano svolgendo il servizio di controllo del territorio si è spostata verso la zona di Unè di Fonte e San Zenone degli Zelini. Lì purtroppo l'autovettura in fuga, l'Audi, condotta da questo soggetto, ha investito un ciclista che stava appunto insieme alla moglie facendo una passeggiata in bicicletta. Aver ucciso il ciclista non è bastato a farlo desistere. Quintino ha ripreso la corsa, è arrivato in centro a Unè di Fonte, è piombato su un camion e altre 4 vetture. Un breve tratto a piedi, quindi si è fatto consegnare una terza macchina da un'altra donna ancora, una Ford Ka. E a quel punto si è diretto verso l'esterno del paese di Fonte, dove è stato intercettato da una pattuglia dei carabinieri di Asolo che ha speronato. La macchina, come potete vedere, ha subito il ribaltamento sulla strada, però fortunatamente 2 militari che sono rimasti incolumi sono riusciti a uscire dall'abitacolo e a bloccare il soggetto prima che riuscisse a darsi la fuga a piedi. Trattenerlo non è stato facile, neppure impedire che i testimoni lo aggredissero. È stato sedato dai medici del 118 che sono giunti sul posto. Le grida, le lacrime, le scuse, il delirio nelle parole del ragazzo proveniente da una famiglia già seguita in passato dai servizi sociali, mamma lasciata sola dal marito, 3 figli da crescere, il più piccolo dei quali, Steve, finito sulla cattiva strada. Non è escluso che fosse sotto l'effetto di sostanze e per questo all'ospedale di Castelfranco è stato sottoposto agli esami tossicologici. È stato dimesso nel pomeriggio e ora sarà condotto in carcere. Ha riportato una prognosi di 10 giorni per le contusioni. A Fonte decine di
di uomini tra carabinieri, polizia stradale e polizia locale presenti, il comandante provinciale dell'Arma Massimo Ribaudo e quello della Polstrada Simone Morello. Quanto alle accuse formalizzate a carico del ragazzo, è stato arrestato per omicidio stradale, tentato omicidio nei confronti dei carabinieri e rapina. Il racconto dunque di quanto accaduto, e poi lo avete visto bloccato a Onè di Fonte, da dove era poi quasi iniziata in un certo senso anche la sua follia. È partito tutto a Riese ma poi era passato anche per Onè di Fonte. Bene, l'altissima tensione poi durante il blocco del giovane, quando alcuni presenti hanno cercato di picchiarlo, quasi a volersi fare giustizia da soli. Tutto questo mentre il 19enne assassino lanciava grida deliranti. Papà, non sei matto, non avrete più notizie di me e capirete che è la fine del mondo, siete sotto il sistema. Guardate come adesso mi portano via perché non vogliono che parlo. Ok? Non avrete più mie notizie. Ragazzo di 19 anni, 19, distrutto di macchina. Non avrete più notizie di Quintino e capirete che il mondo sta finendo. Ma non vogliamo sapere niente di te! Noi non vogliamo sapere niente di te! Ma che sei? Ma se ti hanno insegnato i tuoi genitori di avere... Lo sai a te cosa ti succederà? Ma la macchina della signora che tu stai pisciando addosso! Ammazzatelo questo qui! Ragazzi! Ma vai! Ammazzatelo! Quello è me! Ragazzi! Ma anche tu! Ragazzi, salvate Alex Quintino, mio fratello è come me, Stefano Quintino, Barbara Casolà, ma soprattutto Lupin! Il casino è fatto. Lupin! Guardate! Io non voglio fare il mondo! Io non voglio! Non mangeranno! Allora, è noi che mi è venuto oggi. Sappiamo noi! Oh, posso chiedere scusa e salvare il mondo? Oh, va bene. Vai con loro, ti vanno a curare il sangue, non sarà problema. Vai con loro. Vai! Io sono andato a casa dalla mia mamma. Vai, va bene, lo chiamavo. Dalla mia mamma. Vai in macchina. State lontani. Io volevo mettiti in macchina. Io volevo salutare. Vedi qui. Guarda. Questi dunque i momenti davvero incredibili a Onè di Fonte. Ha provocato, lo sappiamo, l'ha detto Lina Paronetto nel primo servizio, 5 incidenti. Il più grave in questa folle corsa a San Zenone degli Ezzerini, dove a perdere la vita è stato Mario Piva, 67enne di Loria. In lutto 2 comunità, San Zenone e Loria. Il pensionato è stato travolto davanti agli occhi della moglie. Scene da film, ma questa volta di finzione non c'è proprio nulla. Anzi, c'è una famiglia devastata, distrutta, dopo che Steve Quintino, il 19enne di Riese Piodecimo, ha travolto e ucciso Mario Piva, 67enne in pensione che viveva a Loria, prima di portarsi a Fonte, dove ha provocato un disastro. Piva si trovava a San Zenone lungo via Marini per un giro in bicicletta assieme alla moglie. Un sabato mattina come tanti, trasformato in incubo, quando Quintino, alla guida di un'auto rubata poco prima, ha tamponato ad altissima velocità il ciclista davanti agli occhi della compagna del 67enne, che ha assistito alla scena totalmente impotente, vedendo il marito fare un volo di decine di metri per poi piombare sull'asfalto privo di vita. L'omicida sarebbe tornato indietro per vedere cos'era accaduto, poi avrebbe continuato la sua corsa folle verso Fonte. Immediato l'arrivo dei soccorsi a San Zenone lungo la provinciale che conduce alla frazione di Carainati. Sul posto polizia, carabinieri, agenti della locale, protezione civile. La strada è stata bloccata per ore.
Una vicenda che ha scosso le comunità di San Zenone, dove Mario Piva è stato ucciso, e di Loria, dove la vittima viveva, e i sindaci hanno voluto esprimere il loro cordoglio. Una tragedia accaduta in una delle strade più pericolose del nostro territorio e con una dinamica davvero agghiacciante. Un plauso però alle forze dell'ordine che sono intervenute prontamente e hanno già assicurato alla giustizia questo criminale, questo assassino. Sono passato a salutare la famiglia, chiaramente non ci si rende ancora conto di quello che è potuto accadere, proprio non si hanno spiegazioni per una tragedia di questo genere. Capisco che in questo momento il dolore e anche, se posso dire, visto come si è svolta la tragedia, la rabbia possa anche sopravanzare altri sentimenti, però la nostra vicinanza deve essere chiara a tutti i familiari, a tutte le persone e agli amici che volevano bene a Mario. E poi lo shock di Onè di Fonte, dove, l'abbiamo visto, si è conclusa la folle corsa del 19enne. Testimoni impressionati dalla carambola e anche dalle condizioni deliranti del ragazzo. Ma vi aspettavate una cosa di questo genere? No, assolutamente no, è la prima volta che succede qui a Fonte. Quando ho sentito la seconda botta qua, sono venuto qua, ho visto i carabinieri che sono usciti fuori dalla macchina e hanno manottato. E dopo mi sono andato a dirigere il traffico per un'ora e mezza. Chi assiste alla scena da sotto i portici, chi ha vissuto sulla propria pelle la scorribanda del 19enne di Riese Pio X, terminata con un doppio incidente a Onè di Fonte, dove la gazzella dei carabinieri è ancora a ruote in su. L'autista del tir, contro il quale è andata a schiantarsi la seconda auto rubata dal ragazzo poi arrestato, è ancora seduto in cabina. Fermo al semaforo, guardavo il semaforo, ho sentito la botta, non ho neanche visto la macchina arrivare e dopo l'ho vista volare là. E dopo lui è sceso E è scappato subito a piedi. Nel frattempo dall'altra parte comunque arrivavano già 2 pattuglie di carabinieri e alla fine ho visto che sono riusciti a prenderlo. L'auto articolato è fermo in mezzo alla strada, la ruota è esplosa. Questi ragazzi erano in una delle auto coinvolte. Abbiamo sentito un botto, ha colpito il camion e l'abbiamo visto arrivare, ha colpito noi e quelli ancora dopo, con quella macchina lì. Poi è smontato, ne ha preso un'altra ed è scappato via, ma ha beccato i carabinieri. Era fuori, urlava. Terribile. Impressionanti le condizioni del 19enne uscito dalla macchina con la maglietta intrisa di sangue e in preda a una sorta di delirio. Pieno di sangue, ma vedi che non era in sé. Urlava, non mi avrete, voglio la libertà, tutto così, in 6 agenti per fermarlo, bloccarlo e caricarlo in macchina dopo. E poi sono partiti. Folgorato Fuori di testa. No, ha iniziato a urlare. Dopo non riuscivano a buttarlo dentro, hanno dovuto sedarlo per buttarlo dentro. Chiudiamo questa pagina dedicata a questa terribile vicenda avvenuta tra San Zenone e Onè di Fonte. Adesso la questione caro bollette, l'incubo caro bollette con gli aumenti che scattano proprio da questo ottobre. Le parole del presidente di Assindustria Veneto Centro, Leopoldo Destro, ieri al convegno dei giovani industriali a Stra, sono parole che guardano all'Europa. La situazione oggi è veramente molto difficile, oserei dire drammatica. Abbiamo la Germania che ieri ha messo sul piatto 200 miliardi di scudo di protezione per le famiglie, per le imprese, per gli artigiani. Questo io penso che sia il primo dovere assoluto che deve prendere il governo nel suo primo appuntamento, ed è forte la sensazione nelle aziende di essere seguiti e di essere appoggiati, perché è inutile pensare a un futuro se non salviamo il presente. Io penso che dobbiamo cercare di salvarci la pelle. Chiaro che io sono un europeista convinto, però se dall'Europa non arrivano risposte, è da mesi che attendiamo una risposta sul price cap, innanzitutto pensiamo a salvare il sistema manifatturiero del nostro paese in maniera decisa, con manovre, torno a dire, che devono essere straordinarie, immediate, ma anche con manovre strutturali, che ci sia un piano energetico chiaro e preciso e che possa navigare il paese non per i prossimi mesi ma per i prossimi anni. Siete fiduciosi con questo nuovo governo che si possa realizzare? Io spero che ci sia
sia molta competenza, che si capisca soprattutto e si percepisca l'urgenza di cui c'è bisogno, e quindi lo aspettiamo ai nastri di partenza. E purtroppo non ci sarà solo la bolletta di ottobre, ci sarà poi quella di novembre, di dicembre, gennaio, probabilmente sempre peggio. Si fronteggiano, come ho detto, cioè con misure straordinarie immediate. Poi le aziende, come al solito, come è successo nella pandemia, come sta succedendo oggi, sono brave, si rimboccano le maniche, cercano di trovare delle soluzioni per sopravvivere ora, ma soprattutto penso che le aziende stanno anche guardando oltre, e quindi con misure strutturali per anche sopravvenire a queste esigenze forti in termini di energia e di gas. E il 30% dei costi delle imprese artigiane va proprio sotto la voce energia. Confartigianato ha realizzato un'indagine tra gli associati proprio su questo. Un terzo dei costi delle imprese è costituito in questo momento dalla bolletta energetica, e ci sono aziende che rischiano di essere rigettate dal mercato e di soccombere. Una recente rilevazione condotta da Confartigianato Imprese Veneto su 403 attività, di cui 73 trevigiane, evidenzia che se nel 2021 l'energia pesava per il 17,6%, ora ha raggiunto il 29,5%. Il consumo di energia in passato è rimasto uguale, cioè non è che oggi le nostre aziende consumino più energia, siano più energivore. Il problema è il costo, quindi questo costo che va oggi ad impattare per il 30% sul prodotto finito sicuramente non è indifferente per chi comunque oggi lavora e vende su questo mercato i propri prodotti. Necessaria e urgente una nuova politica energetica, afferma Bernardi, misure strutturali di medio-lungo termine supportate da un piano industriale di rilancio nazionale, per accelerare il quale va ridotta drasticamente la burocrazia per famiglie e imprese. Treviso in questo è già a suo modo virtuosa, è la terza provincia dopo Roma e Brescia per numero di impianti fotovoltaici in esercizio a fine 2021, il 3,2% del totale nazionale. La nostra proposta era quella comunque a breve assolutamente di dare la possibilità ai cittadini privati con degli incentivi possibilmente di installare i pannelli fotovoltaici in copertura. Questo almeno sgraverebbe a fine mese la bolletta sicuramente dell'Enel, dell'energia, e quindi dà la possibilità a un po' di risparmio. Nel frattempo gli imprenditori proveranno a resistere. Quasi il 60% di quelli intervistati hanno affermato che per l'inverno ridurranno illuminazione e riscaldamento, un 4% ipotizza addirittura di abbassare le saracinesche. Il rischio è che veramente molte aziende debbano chiudere. Se chiude un'azienda, molte volte queste aziende sono formate da imprese familiari e quindi i dipendenti stessi comunque hanno difficoltà. Quindi una crisi, secondo me, questa molto più elevata, molto più profonda di quella che è stata la crisi della pandemia del 2019. E poi ci sono i comuni che cercano di prevenire le emergenze derivate dai rincari energetici. A Treviso viene predisposto in bilancio appunto un fondo per venire incontro a queste emergenze, e poi nei prossimi giorni si deciderà anche sugli eventi di Natale e sulle luminarie. Il Comune di Treviso si sta preparando facendo un po' di mosigna, cercando di razionalizzare tutti i costi e accantonando, come nel nostro caso, un paio di milioni di euro in virtù di aumenti che stanno arrivando e arriveranno. Non sarà tanto rispetto ad un bilancio complessivo di circa 70 milioni di euro, ma è soprattutto l'ennesimo segnale dell'incertezza che stiamo vivendo tutti, istituzioni comprese. Per questo Casugana ha adottato un fondo che invece molti altri comuni della Marca non hanno ancora predisposto, salvo poi trovarsi in crisi magari per qualche bolletta oltremodo rincarata. Casugana ha pensato questo tra l'altro considerando le minori entrate, ad esempio dal sistema delle torri telefoniche, che non verseranno più i diritti di trasmissione che sono stati dirottati a Roma, ma solo diritti di superficie come una qualsiasi occupazione di suolo pubblico. Ecco perché oltre al fondo in bilancio ci saranno meno risorse per interventi e servizi non indispensabili, e i primi ad essere in bilico sono gli eventi e soprattutto le luminarie di Natale. Verranno accese con parsimonia, insomma. Adesso nei prossimi giorni si valuterà le ore di accensione, le ore di spegnimento, insomma andremo anche a capire se è sostenibile come costo o meno. Ancora le imprese, perché dove non arriva il caro bollette arriva il piano anti-smog. In questo caso sempre la Confartigianato, la categoria dei meccatronici, che chiedono le deroghe sulle misure del piano anti-smog.
L'inquinamento non lo risolviamo bloccando il traffico, anzi stiamo creando un danno alla popolazione in genere, diciamo, che utilizza la vettura, ma soprattutto alle piccole e medie aziende artigiane. Sui provvedimenti anti-smog che prevedono dal 1° ottobre lo stop dei diesel Euro 4 interviene la categoria dei meccatronici di Confartigianato, che mette al centro le conseguenze che queste misure avranno soprattutto sulle piccole e medie imprese. Va benissimo il fatto di evitare l'inquinamento, però le vetture Euro 4, Euro 5, Euro 3, diciamo, sono già vetture, già l'Euro 4 cominciano ad avere i filtri antiparticolato, quindi dei sistemi di mantenimento, diciamo, dei gas di scarico entro certi limiti molto bassi. Nella Marca trevigiana si contano 600.000 vetture, di queste 60.000 sono Euro 4. Se si aggiungono poi le Euro 5, il parco macchine sale a 118.000 mezzi. Significa, spiega Buosi, che con questi provvedimenti si blocca un quinto dei mezzi, cioè un cittadino su 5 non potrà muoversi. A questo va aggiunto un altro dato, frutto della difficile situazione economica e degli aumenti del carburante. Negli ultimi 2 anni, infatti, le auto private sono state utilizzate soprattutto per necessità. Mediamente i cittadini hanno percorso 10-15.000 chilometri nei 12 mesi contro i 20-25.000 di qualche anno fa. Vuol dire, aggiunge ancora il presidente dei meccatronici, che gran parte dei veicoli in circolazione sono mezzi che servono per lavorare. Noi abbiamo visto nell'ultimo anno e mezzo, l'utilizzo dell'autovettura familiare, diciamo, cioè a livello di utilizzo famiglia, è sceso di un 30-40%. I rincari e le incertezze legate al futuro portano molti veneti a rimandare il momento della sostituzione dell'auto. E anche se uno avesse i soldi e volesse anche cambiare la vettura e prendere un Euro 6 o addirittura una elettrica, che sarebbe il massimo, avremo il problema dell'energia elettrica che costa un sacco di soldi. Avremo il problema che le vetture, che anche se le ordini, arrivano fra un anno e mezzo. Ci uniamo, conclude Buosi, alla richiesta di deroga avanzata da tempo al ministro competente Cingolani dall'assessore veneto all'ambiente Bottaccin. Le istituzioni nazionali ed europee devono prendere atto della particolare situazione di difficoltà e devono evitare di penalizzare cittadini e imprese. I problemi della scuola, ma poi anche la politica, subito dopo la pubblicità. Rieccoci in diretta, il telegiornale di Treviso. Ripartiamo dalla scuola. Presidi, ufficio scolastico provinciale al lavoro per reperire i supplenti che mancano all'appello. Pesa la carenza dei docenti di materie scientifiche, la matematica soprattutto, e questa volta non c'entra soltanto il Covid, anzi. Siamo arrivati alla terza, quarta chiamata, insomma, e purtroppo i posti vuoti sono ancora diversi, soprattutto per le materie scientifiche, sappiamo matematica e anche docenti di sostegno. Puntuale con l'inizio dell'anno scolastico si ripropone il problema della carenza di docenti e supplenti, cattedre sguarnite, orari scolastici ridotti, programmazione da rivedere. A pesare i primi casi di Covid tra gli insegnanti, i malanni di stagione e una cronica mancanza di professori. Molti posti li abbiamo restituiti anche perché noi abbiamo le graduatorie esaurite, quindi le scuole stanno provando a chiamare dalle graduatorie d'istituto, ma anche loro fanno un po' di difficoltà perché purtroppo qualche docente manca. Quindi, anche se devo dire, in realtà ormai diverse scuole sono già partite con l'intero orario scolastico. Quello della mancanza di docenti delle materie scientifiche è un tema sul quale anche a livello ministeriale si sta cercando di intervenire. Sono pochi i laureati in matematica e anzi speriamo, insomma, che la politica anche ministeriale ha cercato un po' di stimolare anche nelle ragazze con l'approccio allo studio delle materie scientifiche, che spesso per molti anni è stato considerato più di una caratteristica maschile. In queste prime settimane di lezione i dirigenti scolastici stanno facendo il possibile per tamponare la situazione, come al Planck, dove, come già accaduto in passato, in cattedra vengono chiamati ex studenti neodiplomati. Magari fanno dei gruppi di classe, cercano, oppure i ragazzi anche escono prima, insomma del resto siamo ancora a inizio d'anno e quindi dovranno un po' rimediare in qualche modo. La politica e l'effetto delle elezioni di domenica scorsa anche sulle strategie verso le regionali 2025. Il risultato delle politiche non è la Bibbia sulla quale basare un accordo. Così il commissario provinciale della Lega, il neodeputato Boff, durante la nostra prima edizione, ospite assieme al coordinatore trevigiano di Fratelli d'Italia, Giuseppe Montuori. Insomma, il braccio di ferro per Palazzo Balbi sembra già iniziato.
Adesso tutti diventano improvvisamente, dimenticano il passato, però in primis vorrei ricordare che noi abbiamo un risultato delle politiche che è il risultato delle politiche, però se questo ragionamento valesse noi avremmo fatto valere fino a ieri il risultato delle regionali del 2020, cosa che invece non è stata, nel senso che ci si sedeva al tavolo e si ragionava, quindi non è il risultato, ogni risultato elettorale va tenuto in considerazione, ma non è l'ultimo risultato elettorale, non è la Bibbia con il quale si scrive il nuovo accordo. Le elezioni non sono la Bibbia, ma sono una cartina tornasole, quindi è evidente che se ci ricordiamo la Lega, adesso magari Gianangelo può dire, quando prese la regione penso avesse il 7%, non vorrei dire una cifra sbagliata, ma non tanto di più, quando poi Zaia fu candidato presidente. Siamo la regione d'Italia che però ha preso più di tutte per Fratelli d'Italia, quindi oggi noi siamo la regione che fa benchmarking per tutte le altre regioni. Con i tempi belli e i tempi brutti, ma il Veneto è sempre stato comunque riferimento per la Lega e soprattutto la provincia di Treviso e il Veneto è stato di riferimento per la Lega perché i consensi maggiori ci sono sempre stati in Veneto. Sì, ha ragione, poi è la politica, come dice lui, cicli. Ci sono questi sindaci, questi militanti che stanno passando verso Fratelli d'Italia? Ma io non li vedo sinceramente. Io sono sempre stato iscritto alla Lega quando la Lega era al 3-4%, quando la Lega ha avuto i successi delle europee, cioè non è il risultato di una elezione o il momento all'interno di un partito che determina di un'appartenenza. Vedo circolare nomi che hanno poca attinenza con la realtà. Dopodiché io ricordo anche a tutti che la politica è un esercizio ciclico. Quindi chi oggi cerca l'onda più alta di tornata elettorale in tornata elettorale si trova sempre sotto l'onda, mai sopra a cavallo, quindi per stare a cavallo dell'onda devi rimanere sempre sulla tua tavola, se salti di tavola in tavola rischi di finire sotto l'onda. È innegabile che ci siano in questo momento molte simpatie nei confronti di Fratelli d'Italia, però Fratelli d'Italia primo non è un taxi sul quale si sale per ottenere qualcosa che non si è ottenuto prima o per pensare di arrivarci più facilmente. Non è che si entra pensando che entro oggi perché forse con Fratelli d'Italia ottengo una posizione personale che mi porterà più velocemente a diventare qualcosa. Adesso cambiamo argomento, prospettive, talenti, resilienza e progetto di vita. Il titolo dell'evento nato in scena ieri sera a Ponte di Piave all'insegna della inclusività tra arte e karate. Sport, talento, prospettive di vita sono gli ingredienti di una serata andata in scena a Ponte di Piave all'insegna dell'inclusività. Protagonisti gli atleti di parakarate della SD Club Karasava, che nel 2015 ha dato vita al progetto Disabilmente con appena 6 ragazzi disabili, cresciuto anno dopo anno. Oggi il corso ne conta 40. Come fare per contattarvi? Allora, per contattarci abbiamo il sito internet della SD Karate Club Kanazawa oppure Facebook e lì trovate anche tutti i dati per contattarci. Gli atleti si sono esibiti di fronte al pubblico con alcune mosse di karate. Insieme a loro anche il dottor Roberto Rigoli, con un passato da karateka, che per l'occasione ha rispolverato il suo kimono e la cintura nera. Allena questi ragazzi al movimento, allo stimolo, all'aggregazione. Cioè, ci sono un sacco di componenti che li fanno star bene. Sono contento cosa sto facendo. Questo è molto bello. Mi piace il karate, un po' sono felice per i ragazzi che sono bravi, bravissimi. La serata è stata l'occasione per la presentazione del catalogo prospettiva di un pittore e delle opere di Armando Berselli. Anche per le persone non udenti è stato possibile seguire tutto l'evento grazie alla lingua dei segni. Ancora una volta arte e sport diventano strumenti di inclusività. Lo sport è una delle arti, insieme alla pittura, alla scultura, alla danza, al teatro, che aiutano la persona a esprimere al massimo i propri talenti. Diventa un momento di aggregazione, un momento di crescita, ti dà la qualità della vita, ti permette di far esprimere i talenti che ognuno ha e deve trovare le occasioni per poterlo fare. Presenti sugli spalti molti sindaci trevigiani per seguire l'evento, al quale ha partecipato anche l'europarlamentare Rosanna Conte. Ognuno ha delle abilità, sta a noi metterle in atto e costruire un abito su misura che è il loro progetto di vita con la compartecipazione di tutti.
Con la prova di regolarità di oggi pomeriggio a Treviso, dentro le mura di Porta Santi 40, è iniziata la quinta edizione di Marca Classica, campionato italiano di auto d'epoca organizzata dall'Automobile Club Treviso. 53 equipaggi su altrettanti veicoli storici, si va da una Fiat del 1910 a delle Porsche, BMW e Alfa Romeo degli anni 90. I veicoli si sono misurati in un tracciato lungo 200 metri da compiere rispettando la tabella di marcia. Domani partenza alle 9 dalla BHR Hotel per il primo controllo in piazza Giorgione a Castelfranco, alle 10 a seguire Cavaso del Tomba per arrivare verso le 13 a Villa Razzolini Loredan di Asolo. Durante la sosta in tutti questi luoghi i curiosi ed appassionati potranno ammirare queste classiche d'epoca. Adesso noi lasciamo Treviso, andiamo nel Bellunese. In primo piano ci sono le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, oggi l'allarme nel rapporto del secondo semestre 2021 della DIA, Direzione Investigativa Antimafia, il rapporto al Parlamento dove si parla del pericolo infiltrazioni mafiose in Veneto e il pericolo infiltrazioni mafiose soprattutto nella gestione delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, che ovviamente fanno gola alla criminalità organizzata, un pericolo concreto e reale. I carabinieri però si dicono pronti a intercettare questo pericolo. Cortina a rischio di tentativi di infiltrazioni mafiose. I Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano e Cortina del 2026 sono un'occasione ma anche un rischio e sono al centro dell'attenzione dell'appena insediato nuovo comandante dei Carabinieri. Bisogna essere preparati a un obiettivo importante per la comunità, per la provincia e per Cortina. Il nostro obiettivo è sempre quello di essere un'interlocuzione per i cittadini, per le brave persone, di esserci e risolvere i problemi. Tenendo a mente l'obiettivo delle Olimpiadi, che è un obiettivo che tra 4 anni coinvolgerà tutta la comunità cortinese e della provincia di Belluno. È importante arrivare preparati, informati e sapere che cosa succede da qua al 2026. Preoccupazioni emergono anche nella relazione al Parlamento della Direzione Investigativa Antimafia per il 2021. Il Veneto potrebbe essere oggetto di attenzione da parte della criminalità mafiosa, cui interessa infiltrarsi nei canali dell'economia legale, tanto attraverso il riciclaggio e il reimpiego di capitali illeciti, come negli appalti delle risorse pubbliche. Tra queste, particolare attenzione, precisa la DIA, è richiesta per la prevenzione di probabili tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nei lavori pubblici necessari per i prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano e Cortina del 2026. E a proposito delle Olimpiadi, la pista da bob era e deve tornare ad essere uno dei simboli dell'eccellenza di Cortina a livello mondiale. Non c'è nessuna volontà di cementificare né di alterare gli equilibri ambientali del nostro territorio. Così il sindaco di Cortina, Gianluca Lorenzi, in una nota commenta le dichiarazioni del comitato civico seguiti alla lettera di risposta del CIO sulla realizzazione della pista da bob. Si continua a voler insistere su di un granello di sabbia senza osservare e comprendere il disegno più ampio, spiega il sindaco Lorenzi, perché la pista da bob avrà anche una valenza di natura turistica al termine delle Olimpiadi 2026, confermando che insieme alla Regione Veneto si sta vigilando costantemente sulla corretta e sostenibile realizzazione delle opere necessarie. Muore abbandonata, agonizzante sul ciglio della strada, una cerva appunto che è stata trovata così. Vi raccontiamo questa storia nel servizio. Purtroppo succede ed è successo ancora. Scontro fra una vettura e una femmina di cervo e ad avere la peggio è l'animale. È accaduto ad una coppia bellunese che per questo nell'emergenza si è rivolta alle forze dell'ordine. L'altra sera
C'è un problema con il servizio, noi andiamo avanti con le notizie, vediamo se riusciamo a riproporlo fra poco. 15 minuti dopo le 11, a 2 ore e 13 minuti della partenza, la squadra della Repubblica Ceca ha conquistato l'11ª Dolomiti Rescue Race, organizzata dalla stazione del Soccorso Alpino di Pieve di Cadore, con il supporto della seconda delegazione Dolomiti Bellunesi e del Soccorso Alpino e Speleologico del Veneto. 1 e 2 minuti più tardi, sul secondo gradino del podio, il team della Val Brembana e una terza squadra della Slovenia. 58 le squadre partecipanti che sono arrivate in piazza Tiziano dopo la partenza avvenuta alle 9 nel comune di Calalzo di Cadore. L'intero percorso si è sviluppato sulle pendici del Re delle Dolomiti, il Monte Antelao. E poi sport in piazza, karate, pattinaggio, atletica, scherma, anche medievale, pallavolo, basket, arti marziali, calcetto, tennis e altro ancora. L'evento è stato condensato nella giornata di oggi a Belluno. Al mattino le postazioni sono state visitate dalle classi delle scuole, mentre nel pomeriggio è stata la volta delle famiglie. Questo è sport in piazza a Belluno. Non so se riusciamo, chiedo alla regia, a riproporre il servizio sulla cerva che era stata investita. Ok, allora rivediamo il servizio. Purtroppo succede, ed è successo ancora, scontro fra una vettura e una femmina di cervo, e ad avere la peggio è l'animale. È accaduto ad una coppia bellunese che per questo, nell'emergenza, si è rivolta alle forze dell'ordine. L'altra sera, verso le 8:20 di sera, mio marito stava rientrando a casa da Belluno verso Agordo. In prossimità di Candaten, è una diretta, diciamo, dove ci sono molti cervi. In prossimità di una curva una cerva ha scavalcato il guardrail ed è andata a sbattere contro la macchina di mio marito. La cerva comunque si è poi spostata, diciamo, autonomamente sul prato, ma era chiaramente ferita, ma viva. Mio marito ha chiamato i carabinieri che sono prontamente intervenuti e quindi in quel momento hanno fatto tutti i rilievi del caso e, viste le condizioni della cerva, inizialmente hanno provato a chiamare il guardiacaccia per poi rendersi conto che comunque non poteva intervenire, e quindi hanno chiamato per vedere se era possibile avere il veterinario per constatare le condizioni dell'animale. Il veterinario non era reperibile, comunque non c'era. La povera bestia soffriva e chi la aveva di fronte sperava che qualcuno sarebbe intervenuto, alla peggio per porre fine alle sue sofferenze, ma così non è stato. La mattina dopo sono andata, diciamo, dai forestali di Candaten, che hanno lì, diciamo, la sede vicina, per sapere se erano, diciamo, se sapevano, eccetera. Mi hanno detto: sì, Elena, siamo già andati a vedere, ma purtroppo l'animale è morto. Lei è scandalizzata dal fatto che dentro un parco non ci sia il veterinario? Certo, io sono scandalizzata dal fatto che dentro al Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi un animale venga lasciato agonizzante, ferito, a pochi metri dalla strada, perché non c'è un veterinario disponibile perché possa visitare l'animale. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi lascio al meteo, arrivederci. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia. Laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Benvenuti al meteo. Tra la penisola iberica e il Nord Africa si configura una vasta area di alta pressione che garantirà bel tempo e anche un rialzo termico sul nostro territorio. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la grafica di domenica 2 ottobre evidenzia un contesto stabile. Tanto sole con cielo sereno o poco nuvoloso, salvo possibili addensamenti, ma innocui. Temperature in lieve aumento, minime tra 10 e 14 gradi, massime invece comprese tra i 21 e i 24 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso cielo in prevalenza poco nuvoloso, specie su pianura e costa, variabile sulla zona montana con più nubi ma sempre senza piogge. Temperature minime sugli 11-16 gradi, massime intorno ai 21-22 gradi.
Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, anche qui soleggiato con qualche isolato acquazzone pomeridiano sulle Alpi di confine. Temperature minime intorno ai 9-12 gradi, massime sui 24 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.